Allora, ruolo sociale della banca. Il ruolo sociale della banca sarebbe veramente, a mio avviso, fondamentale ed è fondamentale. E certo è che innanzitutto facciamo una distinzione dei banchieri e dei bancari. I banchieri sono coloro che possiedono le banche e che prendono le decisioni purtroppo verso cui si indirizzano gli istituti bancari. Faccio un esempio, la famosa razionalizzazione, cioè la chiusura dei tanti sportelli per avere di cui gli sempre anziani meno, subiscono ripercussioni. soprattutto mi viene da dire nei paesi di montagna, lì Ma non solo in città, veramente, cioè, anche in città, ma veramente i paesi di montagna si stanno purtroppo sempre di più spopolando come filiali. Se posso mi intrometto perché questa cosa è interessante, se noi associamo questa limitazione, questa chiusura degli sportelli bancari alle chiusure degli sportelli postali. Stavo dicendo questa cosa, mi ha letto le pensieri. Allora abbiamo la tempesta perfetta esatto. che sta succedendo nelle nostre province di montagna. Certo, e non solo di montagna, io continuo a dirvi, non solo di montagna, perché noi non siamo metropoli come Milano dove prendi la metropolitana in mezzo che ti arriva sotto casa e vai ovunque. Ci sono tantissimi anziani in comuni della pianura che per andare a una filiale di banca devono farsi accompagnare. Questo è sicuro. E di posta. Sì, ma perché era per dare... sì, in montagna è l'apogeo, però anche in pianura, immagino, ecco, Rovigo. Nelle aree interne, per esempio, abbiamo a Porto Tolle 35 abitanti per chilometro quadrato, voglio dire una densità, ecco, quindi per accedere magari stanno chiudendo 7 filiali di una banca in questi giorni, non faccio il nome, ma stanno chiudendo 7 filiali. Allora a quel punto devo ricorrere all'home banking, cioè, ma io devo essere sicuro che quello che poi non mi trovo senza conto, oppure che immediatamente la banca mi risistema il tutto, invece no. Allora, l'home banking che sia sicuro, bisogna dire che si stanno implementando sempre di più i sistemi di sicurezza. È che il nostro terminale, il terminale della persona può essere contagiato da virus. Sì, bisogna comunque sempre prestare attenzione su questo. E questo è un altro consiglio allora. No. Certo, è un altro consiglio. Quindi quando si ricevono mail, quando si ricevono sms, quando si ricevono telefonate in cui nella mail viene richiesto di cliccare sul dato link, l'sms. Con l'intestazione a volte della banca e la mail intestata, però bisogna stare attenti a che cosa. Bisogna sempre stare molto attenti a quello che è l'indirizzo da cui arriva la mail. Bravissimo. E questa è un'altra cosa che se ci sono delle signore che ci stanno ascoltando, ma anche signori, controllate bene da dove proviene, perché ci sarà sempre quella letterina, quel numeretto che poi deve far mettere quel carattere strano che fa alzare un po' le antenne. Sì, questo è trasversale, uomini e donne non c'entra niente. Comunque, no, certo, però l'altro consiglio, perché so che l'ho interrotta. No, si figuri, quindi appunto il non cliccare mai link, a meno che non si sia sicurissimi della provenienza di quella mail. Se si ricevono telefonate, non fornire mai assolutamente i propri codici di accesso all'home banking piuttosto che il proprio codice di utilizzo delle varie carte, perché la banca queste cose non le chiederà mai telefonicamente. Allora, dimestichezza con la carta di credito, con le carte di debito, con le prepagate, con l'home banking, per fare le operazioni. Che altro è importante sapere? A livello di finanziamenti, per esempio, lo diceva anche Margherita prima, se non erro, stare sempre molto attente soprattutto a quello che si firma, seppur sia una persona o della propria cerchia familiare o conosciuta che chiede di fare una firma su un documento, informarsi sempre bene di che cosa si sta firmando, perché purtroppo non sempre le cose vanno bene. E mi riferisco anche non solo all'intestazione di un debito che si sta contraendo nei confronti dell'istituto bancario, ma anche per esempio di una garanzia su un finanziamento. Cioè vuol dire che se la persona a cui è intestato il finanziamento domani non riuscirà più a pagare, sarò io che ho prestato la garanzia a dover subentrare e continuare a pagare il debito. Quindi nell'eventualità dei dubbi, di dire ma non ho capito niente, ma non so, si può ricorrere alla banca? Si deve ricorrere alla banca, assolutamente. Quindi andare in banca e chiedere informazioni con grande tranquillità e serenità, giusto? Assolutamente sì. Ma questo è un altro suggerimento secondo me importante, perché, e quindi lei dottoressa Amato, questo gap di conoscenze, di informazione, di evoluzione finanziaria, come si potrebbe colmare?
dal suo punto di vista di studiosa, di economista, e poi chiedo il parere anche delle nostre ospiti, ognuno dal proprio angolo prospettico. Anzitutto mi sento di dire che tutti i suggerimenti dati finora sono ottimi per ciascuna categoria di età, quindi vanno benissimo assolutamente. Beh, sicuramente in questo momento c'è grande attenzione al tema proprio dell'educazione finanziaria, e quindi diciamo ci sono anche tantissimi strumenti online, magari questo qua forse per i più giovani, poi ci sono tanti corsi, tanti modi di familiarizzare proprio con i termini nuovi, e quindi diciamo ci sono diversi corsi a cui è possibile partecipare. Certamente quello che invece può essere un ottimo modo è proprio anche quello di rivolgersi a enti e istituzioni che si occupano di questo e chiedere delle informazioni, anche chiedere che vengano spiegate in maniera semplice, con delle frasi, con degli esempi molto semplici, perché quello che proprio emerge è che anche molto spesso c'è difficoltà a gestire il risparmio e gli investimenti proprio perché non si capisce bene quello che si sta facendo. Infatti, perché c'è difficoltà a comprendere quello che si sta facendo, infatti, questo è molto importante. È quello che si diceva prima. E infatti, secondo lei e anche voi come sindacato, cosa potreste fare per aiutare le signore ad avere maggiore autonomia, maggior serenità, perché poi come lei ha spiegato bene, alla fine è tutta una questione di serenità economica. È una questione di serenità economica, soprattutto in età avanzata, perché le donne in età avanzata stanno diventando molto più povere. Che cosa dovrebbero fare? Cosa potete fare come sindacato? Come sindacato diciamo che noi innanzitutto sensibilizzare l'opinione pubblica, come stiamo facendo adesso. Questa sensibilizzazione serve moltissimo per attenzionare il problema, il tema, e quindi anche coinvolgere le associazioni che sono presenti in un determinato territorio. Per esempio noi abbiamo l'Auser, Federconsumatori, fare degli incontri con le persone anziane proprio per parlare di questi temi e per aiutarle a capire quanto sia importante conoscere e come approcciarsi, per esempio, anche ad andare negli istituti bancari. Ma per tornare alle pensioni, noi, cioè come sindacato, le pensioni, il divario che c'è tra diciamo, le pensioni maschili e femminili e anche la povertà, diciamo, in età pensionabile, pensiamo che 200.000 over 65 nel Veneto percepiscono meno di 1.000 euro al mese. E allora che cosa pensiamo di fare come pensionato, che cosa chiediamo come pensionato, che cosa proponiamo come pensionato? Innanzitutto che vengano riconosciuti quello che diceva prima, i periodi di cura che la donna dà nella propria famiglia. La donna sandwich, altro che sandwich, si prende cura di figli, di nipoti, delle persone anziane, e quindi nei periodi di vita lavorativa ha molti vuoti previdenziali, perché rinuncia, perché ha lavoro precario, perché rinuncia a lavorare, perché si deve curare dei figli. Però dobbiamo pensare che la donna lavora per il benessere della propria famiglia, ma anche per la società. Se la donna invece viene riconosciuto un salario paritario per mansioni come quelle svolte, come secondo dettame costituzionale, certo. Penso all'articolo 3 della nostra Costituzione, penso all'articolo 37 che parla proprio di salario uguale per identiche attività lavorative tra i generi, insomma, e quindi
quindi che sia riconosciuto il periodo di cura che la donna dedica all'interno della famiglia, certo. Non solo quello, ma anche i congedi parentali di cui si parlava prima, nei paesi scandinavi per esempio, già c'è la parità, ecco, e anche in Spagna addirittura. Spagna si sta evolvendo molto. Ecco, sì, si sta evolvendo molto, vengono riconosciute parimenti, diciamo, le settimane all'uomo e alla donna, viene retribuito il 100% della retribuzione. In Italia però, proprio per retaggio culturale, solo il 20% degli uomini utilizzano il congedo parentale, e quindi si deve stimolare proprio invece perché si ha c'è questo retaggio culturale che è l'uomo che porta in casa i soldi, che è quello, diciamo, il perno della famiglia, e quindi la donna si dedica di più, è quella che si dedica alla cura dei figli. Dobbiamo dire che insomma non è solo una questione di giustizia sociale riuscire a fare in modo che il reddito delle donne arrivi ad essere paritario, insomma, quello degli uomini, ma è anche un fattore di crescita economica e di benessere, certo, per tutto il paese. Assolutamente, alla fine è trasversale. Io la ringrazio, siamo giunti al termine, è una questione di soldi, non è una questione di soldi, però le finanze contano. Le finanze, certo, contano, le donne contano, e la CGIL ha delle risposte, ci sono anche nelle varie sedi gli sportelli sociali, per cui se veramente una persona, una donna, ha qualche dubbio può venire tranquillamente nelle nostre sedi, e qualcuno che l'ascolta e che le può dare una mano lo trova di sicuro. Certo. Cosa vuol dire sportelli sociali? Il sindacato pensionati ha attivato in tutte le sue sedi, certo, degli sportelli dove ci sono delle persone adeguatamente preparate a rispondere alle, diciamo, domande proprio basilari, che, certo, possono essere: ho perso il marito, come faccio ad avere la pensione integrativa? Oppure mi sono appena separata? Oppure secondo me sono vittima di violenza economica o violenza fisica o psicologica? Dove vado? Ditemi cosa posso fare. Di sicuro c'è qualcuno che risponde. Può essere il sindacato pensionati, può essere il sindacato dei bancari, può essere il sindacato in generale. Qualcuno di sicuro che si fa carico, perché la CGIL si prende cura delle persone. Chiaro. Un suggerimento? Sì. Un suggerimento? Di chiusura? Mi viene da dire, fidatevi delle persone che incontrate nel sindacato in primis, e affidatevi a loro, e se andate in banca chiedete tutto quello di cui avete bisogno senza avere remore di fare brutte figure, di qualsiasi cosa. Quindi chiedete e fate tutte le domande. Di fare brutte figure. Purtroppo succede tanto anche questo. Allora con questa parola qua voglio dare la parola proprio in chiusura alla dottoressa Amato: brutte figure. Forse questa è la paura anche in molti casi che frena nel mettersi in primo piano per fare anche investimenti, per arrischiarsi, no? Nelle persone che, non le più giovani, perché quello sono, giusto? Ma certo, questo è sicuramente un tema, così come proprio abbiamo il tema dell'inadeguatezza. Per molto tempo siamo state abituate a sentirci inadeguate, che non va bene chiedere, che non siamo abbastanza per avere sufficienti informazioni. Ma insomma, direi che questo tempo è finito, per cui possiamo andare tranquille e prendere maggiore consapevolezza del valore che abbiamo, anche proprio riconoscendo il lavoro che facciamo, il lavoro salariato, il lavoro non salariato che rendiamo, certo, insomma, alla famiglia e anche alla società. Grazie dottoressa Amato, economista del Forum Disuguaglianze e Diversità. Grazie anche a voi, siamo giunti al termine, il tempo è volato ma è stato ben speso perché effettivamente tra i suggerimenti pratici, sapere quello che fa il sindacato e anche acquisire di volta in volta una maggior consapevolezza credo che sia molto molto importante. Certo. Poi mi è piaciuta la pragmaticità anche della segretaria, è una questione di soldi, senza una disponibilità economica, ai noi la qualità della vita
anche in ambito sanitario viene compromessa, e tutto parte dall'età lavorativa, e questo è un altro aspetto. E allora grazie a Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive della CGIL del Veneto, grazie a Rachele Berto, segretaria FISAC CGIL Veneto, settore bancario, Margaret Crivellari, segretaria SPI-CGIL di Rovigo, grazie a voi, grazie alla dottoressa Giorgia Amato, come dicevo, e a voi di averci seguito. Però come avete visto, in caso di problemi, difficoltà eccetera, non siete da soli o da sole, perché esiste il sindacato che vi può dare una mano, vi può supportare nelle sedi presenti sul territorio. Sono presenti in modo capillare, come le banche o di meno? No, di più delle sedi diciamo bancarie, postali eccetera. Ma questa potrebbe essere una vostra battaglia, no? Nel cercare di mantenere aperte, ecco, vede che questo può essere un altro capitolo interessante da affrontare. Buon proseguimento, buona serata, grazie di averci seguito. Grazie, buona serata.